Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! Siamo arrivati al 30 di marzo, l'ora è tarda. Mi sono attardato in una piacevolissima conversazione con Marco Traverso e per colpa sua oggi dovremo tagliare un po' i tempi, ma è stato piacevolissimo parlare di way of living, dei cambiamenti del mondo, di tutto quello che accade anche nel mondo della rasatura. Andiamo a ripulire un viso di qualche giorno fa con rasoi di plastica, naturalmente. Andando a bagnare leggermente rievochiamo come sempre la nostra acqua in contenuto in vasetto di Donato. Eccolo qua, è lo zero, dentro c'è la soluzione di Alessio che saluto dall'isola di Salina. Andiamo a fare un andiamo a predisporci. Voi mi auguro che stiate bene, come un po' il tempo quest'oggi sulla costa tirrenica, primo sole, primavera dallo scoppio della stagione, è avvenuto ormai una settimana fa. Oggi è il 29, l'ora legale ci ha fatto dormire un'ora in meno e verrà buio un'ora più tardi. Oggi la rasatura ha una serie di highlights come sempre. Abbiamo una radio che è Climbing Radio, una radio lombarda che non si sa se sia la radio dei climber come in senso di Bromotti o di Harry De Luca, che su Rai Play si è ultimamente arrampicato per il suo pubblico su alcune rocce delle sue zone italiane, oppure arrampicatori sociali, non lo so. Comunque una radio in streaming come tante. Andiamo a preparare con un prebarba che arriva dalla penisola iberica, Scalmen, eccolo qua, vedete qua, è un rasoio in crema con pompetta, con distributore, molto utile, vedete, una crema piuttosto fluida, piuttosto mentolata, è necessaria per me, perché io sono un sostenitore dei prebarba, anche per la loro, per alcuni, dubbia utilità, mentre per me si tratta assolutamente di una sorta di parte del rito di questa rasatura di cui parlava oggi il Donato Ciniello, anzi ieri, che saluto, con una sorta di giaculatorio racconto gli atteggiamenti della Cina di copiare i grandi rasoi, il tre teste di Yaki. Vado io di Yaki un pennello, ne ho due forse, questo è Yaki 30. Esatto, vedete, questo è un pennello Yaki, un pennello detta anche la giunonica pennellessa, ma non mi raderò, non mi incremerò con quello, e quindi oggi andiamo a fare una sorta di simpatica, diciamo, contraltare, no? Parlando di Cina, io non amo chiaramente tutto quello che viene scopiazzato, ma come sapete oggi il titolo è Fragranze d'Italia e Cadem. Cadem, partiamo dal rasoio. Oggi vi vedrò questo rasoio cinese che mi ha inviato la società per farmelo provare, così me l'avevo già testato. Andiamo a riprovarlo. Ho lasciato ancora la scatola, diciamo, richiusa per fare un unboxing. Facciamo un sequel dell'unboxing del primo unboxing, lo rifacciamo, così facciamo finta di godere due volte. Benissimo, andiamo a presentare, scusate, la nostra crema di oggi. Andiamo più che altro a presentare Cremacella. È un prodotto che uso raramente, è un prodotto di grande blasone diciamo di storia, no? Ecco, il prodotto è bianco, è un semiduro, necessiterà di un po' di acqua di vegetazione, questo ditemelo voi, io l'ho inserita, fatemi capire se è una cosa che va fatto o che non va fatto. Saluto tutti gli amici e vi presento il pennello di oggi, che è un Semogue 820 Black Edition, un po' spennacchiato, vedi un po' Woody Woodpecker from the Space, sembrano i capelli di un picchio, e andiamo a preparare un montaggio per procedere alla rasatura di domenica 30 di marzo. Negli obituary abbiamo la morte di Giuseppe Vicenzi, produttore di biscotti. Ricordate le sfogliatelle Vicenzi di Matilde Vicenzi, che era sua nonna. Stabilimento a San Giovanni Lupa Toto, a Nusco in Campania. È morto a 92 anni. Tra i suoi marchi anche Mr. Day, ricorderete, quindi un grande produttore che ha fatto un po' la storia della nostra infanzia, delle nostre merende. Quindi sono nomi, vedete qua intanto, mentre il Semogue, che è un maiale, va a prelevare, questo vedete in una soluzione piuttosto rapida, come state vedendo, senza perderci, la crema dal nostro Cella Milano, e andiamo a predisporre un massaggio. Direi che è piuttosto rapido, nonostante la durezza del sapone. Il pennello riesce a cogliere in maniera abbastanza rapida quello che ci serve, e andremo a provarlo, cosa che non penso di aver mai fatto insieme a un maiale. Bene, io direi che possiamo cominciare senza frapporre indugi
E poi negli obituari abbiamo nella parte Italia Meloni da Calenda. Oggi termina il congresso di Azione a Roma, Calenda è già stato eletto nel suo secondo congresso, Meloni ieri gongolante, visto che Calenda ha attaccato il Movimento 5 Stelle, ha detto che l'unica cosa per avere a che fare con loro sarebbe di eliminarli. Anche Donzelli applaudiva e Meloni ha detto che che dopo il discorso di Calenda la vera moderata sarebbe stata lei. Si è parlata di Unione Europea, si è parlato della gamba salviniana che contro l'Unione, quindi un po' di tracolli nel governo, non quando l'ho scritto, ma il governo ha una gamba un po' sifolina, che è la gamba leghista, ma in ogni caso si sa. La propaganda e il consenso sono alla base delle discussioni nei congressi di partito, per quanti ancora ne rimangano i congressi di partito. Quindi Carletto Calenda rieletto. E andiamo a parlare del Rita De Crescenzo, l'influencer che aveva portato, vi ricordate, a Pescasseroli 20.000 persone, 50 pullman, aveva combinato un macello, aveva intasato il paese abruzzese di campani partiti con 10 euro una birra per andare a visitare il centro montano. Poi si replicò la vicenda a Ovindoli, altro paese delle vicinanze delle montagne abruzzesi, e sarà sabato prossimo con Giuseppe Conte al convegno, anzi alla marcia, anzi alla manifestazione con Giuseppe Conte, per l'appunto anche il professor Barbero, quindi vedete la coppia con Rita De Crescenzo Barbero, sarà interessante, mentre vediamo che il Cella con poco tempo, quindi per rasature rapide si presta come un buon sapone, ha già montato in viso in maniera adeguata buoni pennelli portoghesi, quindi noi gli facciamo una rasatura piuttosto trasversale. Abbiamo un po' d'Italia, le fragranze d'Italia sono produttori di profumi e essenze naturali da basi d'agricoltura biologica, si trovano a Pofi in provincia di Frosinone. Davide ed Elisa sono bravissimi, portano avanti questa attività, se siete interessati non esitate a contattarmi, se volete, avete qualche amico che voglia anche venderli o rivenderli, insomma se avete qualche canale interessante per portare avanti questi discorsi. E qua abbiamo il pennello che è portoghese e come abbiamo detto il rasoio cinese, con buona pace appunto di chi purtroppo è costretto come noi a fare i conti non solo con i cloni ma anche con prodotti che diciamo sono originali. Ed ecco che possiamo a questo punto pensare, dopo abbondanti minuti di stesa della crema, mentre si è credo silenziata la nostra Ladio Climbing, si è già interrotta purtroppo a causa, non sta semplicemente cantando, e andiamo a fare l'unboxing del nostro rasoio, promettendovi, come vi ho detto, una sintesi oggi in questa domenica, perché oggi bisogna anche avere il tempo di fare altre cose. Eccolo qua, Kavim Safety Razor, eccolo qua, questa è la confezione, vedete, lo metto a fuoco. Dietro ci sono anche dei logos se volete collegarvi per leggere la provenienza, sono rasoi fabbricati con materiali apparentemente economici, in realtà un metallo molto leggero. Una linguetta mi permette di estrarre la confezione e così si presenta il prodotto, in teoria forse così andrebbe presentato, ve lo faccio vedere. È chiaramente un 2 pezzi e un 3 pezzi, scusate, con in bundle 5 lame, una ve lo dico l'avevo già usata, quindi le possiamo estrarre e presentare in un secondo momento. Questa è la confezione con tutto quello che vi può servire per mettervi in contatto con loro e visitare il loro sito web. Estraiamo il manico in questo modo e la testa e il coprilama in quest'altro, eccoli qui. Vedete, è un rasoio leggerissimo, ve lo presento così, ha un colore champagne, in questo caso questa è la nuance che mi è stata spedita dalla Cina, ci è impiegato un po' di tempo, un paio di settimane, ma poi è arrivata. Andiamo a assemblare 1, 2, 3 blocchi, una fase finale per la stretta del portalama e un piolo centrale piuttosto preeminente, scusate, che serve, vedete, a inserire la lama. Andiamo ad aprire veramente, sono delle lame Superior Platinum Coated, sono pacchetti da 5, eccoli qua, ve le pongo in descrizione, sono incartate nella loro bustina rossa, questo è il colore Bordeaux, vedete, scelto, sembrano i colori, la livrea di Italo, la compagnia ferroviaria concorrente di Trenitalia, fondata da Luca Cordero di Montezuma. Le andiamo a aprire, niente cola, 2 buste però, una di carta come abbiamo detto, una di questa sorta di velina, che fa parte proprio delle abitudini dei produttori di lame, di incartare le lame una per una, ve la faccio vedere così.
Se vi serve, se volete e vi interessa leggere le serigrafie, spero che la luce mi aiuti e il fuoco a farvele godere come si deve. Raccontatemi qualcosa di voi. Intanto io assemblo un rasoio, un classico, niente di più che posare la lama sul piolo centrale più i due laterali, il coprilama con pettinino, vedete, va messo chiaramente verso il basso per assemblare il rasoio in maniera corretta. Ve lo dico perché a volte a me è capitato, lo sa bene, l'amico Riccardo, che saluto, che spesso monto il manico impero, era successo quella volta con il rasoio Goldfella, con il portalama al contrario. Adesso sono a fuoco io e non lui, andiamo a serrare, ve lo metto in descrizione. Più che altro vi presento l'esposizione della lama di questo rasoio cinese leggero e andiamo a provarlo subito, senza attendere. E il suo portato è, nonostante il rapporto peso-potenza basso, non peserà 25 grammi, non lo so, non l'ho pesato, ecco, non voglio perdermi e parlare male dei materiali, ma posso dirvi che mi si è un po' asciugata la cella in viso, ma considerato un rasoio che si compra, credo se lo si trova sul sito Amazon Europe a 10 euro spedito, voi capite che questo ci impone un ragionamento, un ripensamento. Io sono l'ultimo a dover parlare di rasoi di un certo livello perché non ne posseggo, non ne ho, alcuni acquistati, ma sono rasoi, alcuni mi sono stati anche regalati, ma sono rasoi di medio-basso valore commerciale. Questo è un concorrente del plasticone Wilkinson come costo, vedete, eppure taglia, garantisce una rasatura anche fatta parlando durante la rasatura, come capita a me, cosa che non si dovrebbe fare. Il primo passaggio è pressoché terminato e direi che possiamo continuare a parlare degli highlights. Il primo passaggio avete visto in pochi minuti, abbiamo concluso il primo passaggio con questo rasoio. La Santanchè prende tempo, cambia l'avvocato e spera, per la truffa ai danni dell'INPS, truffa aggravata ai danni dello Stato, di fare spostare, rimandare il processo. Il Pope è tornato a Santa Marta dopo 38 giorni al Gemelli. Qualcuno ha detto che ha trovato l'appartamento occupato da Ilaria Salis, ovviamente è una battuta, una stupidaggine, ma parliamo così. Bentornato al Papa, che nel Foglio è visto stanchissimo, io ve lo faccio solo vedere perché è dedicato un articolo che non vi leggerò, il corpo del Papa. Ecco qua, Claudio Cerasa ieri sul Foglio, in questo pezzo di Matteo Mazzuzzi, parla della malattia, impone una domanda di senso che si rivolge a Dio, disse Francesco, mentre lo sguardo del mondo si posa sulla sua infermità. Lui ora fissa la croce, come Giovanni Paolo II 20 anni fa, la sera del Venerdì Santo. Quindi questo è il Papa che è tornato in quello che è un residence. Sapete che ha 200 camere, che sono quelle che usano i cardinali prima del conclave quando devono eleggere un nuovo Papa. È un appartamento di 2 camere più salottino, molto parco, dove lui ha voluto subito andare a vivere senza occupare l'appartamento pontificio dentro la Basilica di San Pietro. Tajani, terza gamba, Lega fa disperare, lui ha detto che decidiamo io e Giorgio sulla politica estera, quindi quello che dice Salvini a lui interessa poco niente. Intanto vado a bagnare perché voglio procedere con la seconda stesa di crema per il secondo passaggio. Andiamo a recuperare non quel che resta ma quel che c'è ancora della nostra crema cella, ve la faccio rivedere, eccola qui, crema da barba, ottimo. Questo prodotto è all'aloe vera, ecco, quindi permette sicuramente un ammorbidimento, una preparazione, dopo una lunga ricerca durata molti anni, parte di questa casa fondata nel 1899, pensate voi, lo vedete qua in basso, una casa di una storia veramente piuttosto lunga e importante. E il secondo passaggio, che è un velo di sposa come piace dire da lei, mi porta poi a porgere i saluti a Mirko Falà, a Luca, a Davide, a Fulvio, a Fabrizio, a Luca in quel di Bruxelles, agli amici che vivono all'estero, a Tiziano Goller, a Diego Simonetta, che ho visto postare in risposta proprio al video di Donato, che ci ha informato che uscirà la seconda edizione del suo libro sulla rasatura, quindi acquistatelo, è interessante. Io non ho letto il primo, a dire la verità, ma so che chi l'ha letto l'ha trovato molto illuminante. Andiamo a fare intanto il controppello, non prima di avere letto che il kit di sopravvivenza che vogliono distribuire è
è uscita in Francia l'idea principalmente, dovrà consentire con vari prodotti ivi contenuti una sopravvivenza in caso di attacco, una sopravvivenza lì dicono 72 ore, e una membro della Commissione europea d'origine belga ha detto che, essendo appassionata di cucina italiana, lei vorrebbe dentro il kit di sopravvivenza gli ingredienti per fare la pasta alla puttanesca. Questo è chiaramente un po' lo scherno di queste iniziative, fanno parte a margine della riunione dei volenterosi voluta da Keir Starmer, il premier inglese, che ha riunito i 31 leader europei per parlare di crisi ucraina e soprattutto di previsioni di difesa anche europea, che non esiste, perché non esiste un esercito europeo, bene lo sapete. Il controppelo io ho cominciato a farlo senza dilungarmi, e devo dirvi che, al di là della profondità, questo rasoio obiettivamente fa il suo dovere. Sono sbarbato in maniera pressoché completa. Il secondo passaggio posso ritenerlo concluso. Andiamo a sciacquare e prepariamoci a fare il terzo passaggio. Completiamo la lista: furto da Caino, ristorante unico, famosissimo, primo della Toscana, in Maremma. Caino si trova a Montemerano, frazione di Saturnia, cioè nel comune di Manciano, provincia di Grosseto. Gli hanno aperto con un piccone un muro, hanno aperto il cavolo, gli hanno rubato 80.000 euro di bottiglie di vino, indagine ancora in corso. Questo è successo il 21 di marzo. Roberto Bolle, l'Etoile di Parigi, compie 50 anni. Fra le varie curiosità ha detto che lui non finirà su un divano a mangiare patatine quando avrà finito a 52 anni, perché quella è l'età, diciamo, pensionabile dei ballerini, quindi non finirà a mangiare patatine su un divano. E soprattutto ha detto che nella sua abitudine di vita c'è di bere 7 litri di acqua al giorno, quindi prendete spunto. La laurea finta, così si dice, il Fatto Quotidiano ha tirato fuori un'indagine sulla laurea di Marina Elvira Calderone, niente proprio di meno che il ministro del lavoro del governo Meloni, che si è laureata all'università Link, il cui maggior socio fondatore era Vincenzo Scotti, ex vecchio ministro plenipotenziario democristiano degli anni 80, chiacchierato per alcune operazioni di questa università privata, che ha consentito alla signora Calderone di dare gli esami anche la domenica. Hanno preso gli statini e hanno detto: ma dare gli esami la domenica è quantomeno stravagante. Ma andiamo nella parte esteri, che poi è quella un po' più pregnante, perché abbiamo l'ultima uscita da un sottomarino. Ha rilasciato una dichiarazione l'altro ieri Vladimir Putin, che vorrebbe far governare l'Ucraina dall'ONU per un periodo transitorio, anche perché, come ben sapete, se non lo sapete ve lo dico io, per chi non segue la pillola, perché l'ho spiegato anche sul pillolone a Stilo 24, il giornale online della campagna, poi sulla mia pillola quotidiana su Facebook e su Instagram. In Ucraina la Costituzione locale non prevede di poter indire elezioni in periodo di guerra, veramente un'uscita provocatoria dello zar di Mosca. Poi pare che mancherà, dopo le uova, la vicenda delle uova chieste alla Groenlandia, alla Danimarca, scusate, che ha sulla Groenlandia giurisdizione dopo averla trattato come uno stato da includere, perché a loro serve. Trump dice: ci serve la Groenlandia, se gli serve, gli serve. Allora J.D. Vance con la moglie è andato in Groenlandia a fare 2 passi, ha detto che fa un freddo cane in Groenlandia. Abbiamo scoperto questa cosa dell'elegia di J.D. Vance, avete saputo di quel libro di cui ho parlato, che mi ha consigliato Sant'Eltizio nel suo book postino, quindi leggete l'elegia americana di J.D. Vance se volete un bagno di cultura cattolica. Quindi carta igienica dopo le uova, che adesso la trovate forse in Brasile, da qualche parte, anche la carta igienica, visto che il legname tenero con cui si fa lo scotch, si fa fazzoletti per il naso, la carta igienica per l'appunto arriva dal Canada, a cui sono stati inflitti dazi all'importazione del 27%, che sono previste andare addirittura al 50%. Quindi non potranno più, non so, fare le cose minime che un americano era abituato a fare nel bagno di casa sua, cioè pulirsi il culo con la carta igienica. Adesso vedremo se useranno le schedine del Totocalcio, se le hanno ancora appese al gancio S, come nelle barberie, a proposito degli anni 80. Il mio barbiere aveva questo tipo di schedina appesa nel cesso in piazza Madama Cristina all'inizio degli anni 80. Proteste contro Hamas, addirittura 50.000 sono i morti, scusate, 50.000 i morti, purtroppo totalizzati dal 7 ottobre nella striscia, da quando i boots on the ground dei Tel Aviv di Gerusalemme sono entrati in Cisgiordania, e quindi protestano contro Hamas, non vogliono più a Gaza avere a che fare con questa gente che hanno capito essere dei furbacchioni, che hanno i soldi nel Qatar
e decidono il destino della loro gente affamando, riducendo alla miseria le popolazioni senza salute, senza sanità, senza aiuti umanitari, sfruttando le loro conoscenze e arricchendosi alla loro faccia. E poi Istanbul, proteste oceaniche, la folla immensa, ieri avete visto, non so che piazza sia, fosse piazza Taksim, forse la piazza più conosciuta di Istanbul, ma dopo il rapimento di Imamoglu, candidato, anzi sindaco appunto della città del Bosforo, e del suo avvocato arrestato. Ecco, lui è stato arrestato, ha fatto un passo indietro, perché Imamoglu è nei sondaggi molto ben piazzato, Recep Erdogan, che dovrà presentarsi alle elezioni il 28 nel 2028, ha paura che questo gli soffi il posto, quindi ha cercato di farlo fuori, così abbiamo risolto il problema, così alla russa, all'americana, chiamatelo come volete. Andiamo avanti. Teleproboshide, ecco, questo non abbiamo oggi un quadro da recensire, ma vi posso regalare un piccolo opuscolo che la mia giornalaia ha tenuto da parte per me, che è uscito chiaramente dopo i noti fatti alla Camera, ed è il manifesto di Ventotene, non il manifesto dei ventottenni, di Ventotene, isola dell'arcipelago pontino, e qua Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Altiero Spinelli hanno immaginato quello che era per loro l'Europa, distribuito con la Repubblica. Se non volete e avete da perdere mezz'oretta, sono 45 pagine, diciamo 40 minuti, lo leggete, ci sono alcuni punti tra cui i compiti del dopoguerra, l'unità europea, questa pagina pregnante per portare a quello che sarebbe stato il progetto, anzi che era il progetto in buona fede di questi tre esuli mandati al confino dal regime fascista nel 1941, per poi creare quell'Europa che oggi vediamo ricordata solo male per aver introdotto l'euro, ne parlavamo con Marco prima, che ha impoverito la nostra economia e distrutto e cancellato la classe media. Andiamo a fare il terzo passaggio per non andare a parlare di cose troppo lontane che esulano dalla rasatura. Questo è un canale di rasatura principalmente. E vi devo dire che passando per il terzo passaggio l'acqua in viso, ho trovato un viso già rasato dopo 2 passaggi, come sempre il terzo, e prelevo nuovamente un po' di crema perché mi piace avere questa possibilità di scialare in questo saponcino che mi è stato regalato dall'amico che continua a salutare e più di una volta, che adesso vive a Parigi, che Vincenzo Pitrelli, mi ha omaggiato di alcuni arnesi, tra cui ho trovato questa crema e anche il relativo aftershave. Però andiamo avanti, non ci perdiamo in considerazioni che possono sembrare così degli amarcord, insomma, ecco, ma io saluto anche Marco Marotti da Roma, sempre molto attento a tutti coloro a cui piace seguire il mio canale per entrambe le ragioni, per cui la domenica mi rado con voi nel mio salottino di Cecina, piccola cittadina in cui vivo. Non abbiamo altro da aggiungere qua, direi che ne abbiamo già sparate abbastanza per oggi. Poi abbiamo i vini dealcolati, se vogliamo, dal Vinitaly verranno presentati i vini a basso tenore alcolico perché la gente non beve più, la gente è terrorizzata dal nuovo codice della strada e anche un po' dei prezzi delle bottiglie del vino, quindi al Vinitaly, se a Verona andrete, qualcuno ci faccia sapere che cosa sono. Filippo Langone, amantissimo dell'Ambrusco sul Foglio, parla malissimo di vini dealcolati, ma non voglio aggiungere altro. Ci sarebbe da pescare tante altre informazioni. Fine ai diplomifici, non si potranno fare più di 2 anni in uno nelle scuole. Questi diplomi regalati e presi in 3 anni in uno non si potranno più fare. E la cosa buona è, mentre io mi sto godendo, devo dire, un passaggio di rifinitura che è l'obliquo, con questo rasoio, che non funziona male ragazzi, ma l'avevo già constatato, allora ci dovremmo abituare. Questo non è un clone di niente, questo sono fatto loro, a meno che la mia ignoranza non mi porti a pensare che abbiano copiato qualcosa. È molto lungo il manico, lo potete anche tenere come una zappa, ma farsi la barba così mi sembrerebbe un po' strano. Ma potete averlo anche in punta di dita, esibirlo come un oggetto quando uscite con i vostri amici, lo tirate fuori dal taschino della giacca, no? E dite: guardate, io mi rado con questo rasoio lungo manico leggero. Chiaramente mettiamo un po' di commenti salaci anche per smuovere un po', no? Ecco, quindi è importante che non si interrompa il discorso, ma non bisogna farsi condizionare appunto dalla sindrome cinese. Avrà questo titolo il mio video di oggi: Fragranze d'Italia e sindrome cinese. Ha questo titolo perché rischiamo di avvitarci nell'inseguire i fantasmi del dragone che ci sta facendo un tombino così sotto le energie rinnovabili. Sotto quel punto di vista non riguardate, se non volete star male, la puntata di Presa Diretta
con Riccardo Iacona, che è andato in Cina a vedere cosa fanno questi con il solare e quanta CO2 hanno tolto dalle città della Cina, che hanno ricominciato a vedere il cielo azzurro che non si vedeva più. Quindi non andiamo indietro col green, perché sennò chiudiamo le fabbriche, gli automobili loro vanno avanti col green e ci fanno un tombino così. Di cosa vogliamo parlare? Abbiamo completato la rasatura, andiamo a fare, prima di sciacquare, a dare una piccola occhiata però all'edicola. Rieccoci. Abbiamo recuperato il foglio di Claudio Cerasa, andiamo rapidi, non dobbiamo oggi soffermarci troppo a lungo. Abbiamo meloni d'Albania, i centri di raccolta di Giader hanno già cambiato nome, erano nati e partiti come Cara, poi CPSA, poi CPA, poi CP, poi CPR, dice un ridicolo ministro Piantedosi. Quindi l'unica cosa di cui siamo sicuri è che la C è sbagliata, dice Macox, no? Quindi vogliono fare anche, riconvertire questo investimento mostruoso che è stato fatto in Albania, che finora non è servito a nulla. E poi abbiamo varato il decreto, i centri albanesi diventano CPR per l'appunto. La distanza di Crosetto, apatia comunitaria, c'è un'Europa che decide. Qua ci spiega nel suo pezzo Lorenzo Bini Smaghi, scusate, sì, un'Europa che decide è una che tende a rinviare. Poi abbiamo Boots in the Yemen, dopo le chat di Sagnal che sono sfuggite e Michael Waltz ha fatto scappare invitando un giornalista dell'Atlantico in queste chat che poi ha spiattellato tutto sulle vicende, hanno in intenzione gli americani che studiano una missione a terra contro gli Houthi, e si è detto in America che ora gli Houthi vogliono la pace perché attorno a sé vedono l'inferno. Questo è quello che capiterà nel Mar Rosso a questi sparatori filo-iraniani che controllano il traffico, soprattutto che poi interessa l'Europa nel canale di Suez, quindi ci fanno forse un favore, incredibilmente, dopo averci dato dei parassiti nati come europei per fregare gli Stati Uniti. Scossa di Stato, disastro del Myanmar, 1640 morti, e non è soltanto una scossa tellurica, ma la crisi umanitaria in Myanmar non è solo colpa del terremoto, ma anche della dittatura militare. Sapete, un paese disgraziato nel sud-est asiatico. Molti sono scappati a Bangkok, e anche a Bangkok a 1000 km ci sono avvertite scosse di questo movimento lutto pazzesco del Papa, abbiamo già detto. E andiamo a fare un rapido, una Chicago, una città contro Trump, e qua si spiega che ha vinto il premio, il Nobel per l'architettura, il cinese Liu Yakun, dito medio allo stile della Trump Tower. Quindi a Chicago ha vinto uno stile contro i palazzi che sono lo stile trampiano dell'America, questi grattacieli immensi, quindi un dito nel coso di Trump. Liu Yakun è appunto la sua architettura onesta. Chicago è una capitale scientifica, ci dice Marco Bardazzi, d'America, dai tempi in cui lavorava Enrico Fermi, figuriamoci, è terra di cultura, di jazz, di arte, e la seconda casa di personaggi come Riccardo Muti, che dopo aver diretto per anni la Chicago Symphony Orchestra ne è stato diretto e adesso nominato direttore emerito a vita. Il tutto senza perdere di vista la vocazione tutta americana, ovvero di fare soldi. Interessante il reportage della città americana, e bisogna andare a capire, per capire cosa sta maturando a Chicago in questo primo scorcio della seconda presidenza Trump. Conviene tornare al premio Pritzker e alla famiglia che lo ha istituito. Se vi interessa, sono movimenti molto interessanti. Questo è l'andamento dell'oro, oro scatenato, momenti di crisi, bene rifugio, $90 all'oncia, siamo arrivati a quotazioni raddoppiate nel giro credo di un anno. Non voglio soffermarmi, il nostro segnalibro qua l'abbiamo puntato su un salace pezzo, come sempre, del nostro Michele Masneri. Vanna Marchi mi manda da solo. Questo è il fratello di Stefania Nobile, chi lo direbbe, antiquario di vecchia data, nato nel Riminese, ha fatto affari con le collezioni d'arte, ha aperto alcune importanti gallerie d'arte, racconta di sé e anche di sua madre Vanna, dei rapporti non sempre semplici e complicati con sua sorella Stefania. Quindi colloquio con Maurizio Nobile, antiquario tra capolavori e gintonerie. Maurizio Nobile è un signore elegante e riservato, ci dice Masneri. Chi potrebbe mai pensare infatti che l'elegante antiquario sia il figlio primogenito di Vanna Marchi, il fratello di Stefania, la regina delle televendite, poi dei sali miracolosi, poi delle truffe, infine del caso Gintoneria, il localone milanese dove Davide Lacerenza, compagno della sorella, sciabolava le bottiglie di champagne. E non solo, lui però è rimasto sempre fuori dalle vicende familiari, è rimasto fuori da questo strano quadretto. Io non mi sono ancora sciacquato, dammi una sciacquata, no, finisco di leggere di Maurizio perché è interessante.
È mai stato interessato alla gintoneria? Provoca Masneri. Dice: qualche volta quando mi trovavo a Milano per lavoro, arrivavo alle 7 di sera, andavo a trovare mia madre e mia sorella, stavo lì un'ora, bevevo un bicchiere di Chardonnay e me ne andavo. Poi dice: ha mai avuto una compravendita saltata perché scoprivano che era figlio di Vanna Marchi? Lui recisamente risponde: no, non è mai stato un problema con i miei clienti, era solo un problema psicologico, personale. Del resto nessuno me l'ha mai fatto pesare molto bene. Oggi però l'antiquariato è in crisi, ti sta dicendo il nostro esperto. È un momento di difficoltà per l'arte antica, ma solo per le opere di medio livello. I dipinti, gli oggetti, le sculture, i disegni di grande qualità trovano sempre un acquirente e il mercato regge alla grande. Poi però ci sono anche stati grandi collezionisti. Qua si parla chiaramente di, a Milano, Gianni Versace, che aveva riportato lo stile impero ai grandi splendori napoleonici, e veniva con Elton John e Tina Turner, e comprava tantissimo durante le fiere per arredare le sue varie residenze, dal lago di Como a Miami, per l'appunto in Florida, negli Stati Uniti. A Roma invece c'era Silvio Berlusconi, che all'inizio si fidava ciecamente di un collega romano. Veniva sempre nel mio stand alla Biennale d'Antiquariato di Palazzo Venezia, di fronte a Palazzo Grazioli, dove abitava notoriamente in affitto, perché non ha mai venduto quella casa Grazioli, vicino di Dudu la Capria, che aveva lo stesso nome del suo cane, come ricordate, gliel'aveva dato apposta per farlo incazzare, si vede. Dunque lei ha dovuto fare, dice Masneri, chiede Masneri, coming out con la banda nazionale. Dice: no, non ci fu bisogno. A mia madre riferivano che andavo al Kinky a Bologna, la prima discoteca gay d'Italia. E lei è fidanzato ora? Gli chiede: beh, ho avuto 2 storie lunghe e importanti. Sì, i miei compagni sono rimasti i miei migliori amici, adesso basta, io sono come Amanda Lear, il prossimo uomo che mi vedrà nudo sarà il medico legale all'obitorio. Quindi innamorato delle sue ultime esperienze affettive, molto solido anche nella sua tenuta, no? Diciamo nel rapporto con l'amore, diciamo con le relazioni. Secondo lei, gli chiede sempre Masneri, qual è il demone che muove sua madre? I soldi? La rivalsa sociale? Lui risponde: non lo so, lei è una persona normale e semplice alla fine. Sua sorella, che molti indicano come la vera entità belluina della famiglia, cosa ne dice? Il rapporto con mia sorella è sempre stato abbastanza complicato, ma penso fermamente che ci vogliamo molto bene. In conclusione gli chiede l'ultima battuta: so che lei è superstizioso, per farsi intervistare mi ha chiesto di che segno fossi. Non è che anche lei fa delle magie come il mago do Nascimento, ve lo ricordate? Vendeva i sacchetti magici, e lui risponde: ma no, al massimo vado qualche volta a farmi fare le carte da una sensitiva qui a Bologna, alla fine come un andare dallo psicologo, poi dopo un po' stai meglio, dopo stai un po' meglio. Ultima domanda, senta, ci dica la verità, chiede Masneri, lei ha mai sciabolato in vita sua? Io no, ma mi ricordo che a Roquebrune, Costa Azzurra, località VIP dell'Esterel, c'era il ristorante Il Pirata, famoso per la sciabolata, ma non credo che la Cerenza ci sia mai stato. Molto interessante questo pezzo, però vado a sciacquare, non prima di aver guardato se ho altre cose da raccontarvi non ne avrei, ma vi faccio vedere, non ho letto niente di tutto ciò. Maria Pia Farinella, il gran seduttore, il mitico Julio, guardate, narra la storia di un espagnolito qualunque che è diventato Julio Iglesias. Questo è il Foglio di Claudio Cerasa, che è scritto anche con l'intelligenza artificiale. Si fa un bilancio dei primi giorni in cui sono stati scritti, come forse vi ho detto, tutti articoli scritti con l'intelligenza artificiale. Se non ve l'ho detto ve lo dico adesso, e quindi anche piuttosto bene. Vado a sciacquare, andiamo, acqua fredda, via, sciacquare, rimuovere. E rieccomi, recupero il nostro asciugamano, sempre lui, il colore tortora, bene, sentivo mentre sciacquavo che questa è la prova del 9, una rasatura decisamente soddisfacente, ripeto, la profondità magari di qualche rasoio più aperto, con meccaniche, con disegni, con altri tipi di caratteristiche, probabilmente dà un risultato diverso, ma io mi metto in descrizione il viso, spero che voi vi vediate, al di là dell'orrore, del mio essere, perché la mia faccia questa è, questo è il risultato, non vedo particolari, ne sento, tolto qui dove esito sempre un po' per la curvatura, dei motivi di parlare di questo rasoio. Allora andiamo, mentre lasciamo asciugare, perché andremo direttamente in after, non faremo il nostro tonico, il nostro toner che è consueto nelle mie rasature, e veniamo poi direttamente in after, perché vi presenterò per l'appunto chi sono gli amici di Fragranze d'Italia.
mentre vado a vedere qui cosa si dice, elegia meloniana, scusate, eccolo qua, la marcia dei 25.000 di Calenda al congresso per rifare il centro. Di questo vi ho già parlato perché il congresso è stato ieri, sabato e oggi che è domenica. Piccoli punti, ci sarà la premio Giorgia Meloni, ve l'ho già detto, quindi niente di che. Richetti ottimista, azioni nel quadro politico attuale gli sembra essere tornata potenzialmente attrattiva. Dice l'ottimista Richetti, al di là dei numeri dei sondaggi che vedono il partito circa 3,4%, io tanto ottimista non sarei, ma soprattutto è molto interessante questo, Mancini porta Ricci a cena con il PD romano, perché vanno alle elezioni insieme, il PD Azione e Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, il candidato PD per le regionali nelle Marche, cui si voterà in primavera ragionevolmente, e Mancini già nella war room delle elezioni più incerte del prossimo autunno, scusate, il prossimo autunno, ho sbagliato io, in settembre si vota anche in Toscana. Eugenio Gianni probabilmente si ricandiderà a palo del governatore della Toscana, regione in cui risiedo. Oggi, ieri, per chi legge, alla Carovana, popolare ristorante del quartiere portuense, Mancini spiegherà ai suoi tra una matriciana e un'insalatina che Matteo è l'unico che può vincere e che va sostenuto. Bene, questa è la chiusura della lettura dei giornali. Vi parlavo di chi è Fragranza d'Italia, ecco chi è, guardate, intanto cos'è? Questo è un packaging che l'amico Davide, ma soprattutto Elisa, la sua brava designer, nonché anima gestionale e strategica della società, lui è un formulatore e lui che ha il progetto, lei lo segue con grande capacità, questi sono i loro contatti, se volete un product placement in piena regola ve li faccio leggere, se volete contattarlo se andate a vedere la bellezza dei luoghi, l'uscita ai Ceprano della 1 tra Roma e Napoli, a 10 km c'è il piccolo paese antichissimo di Pofi, e abbiamo oli essenziali 100% naturali, alcol biologico, questo ve l'ho detto, e quindi andiamo a vedere, questo è un diffusore che mi è stato omaggiato per casa, il classico diffusore, ma classico con un bel tappo in legno, è un prodotto che vi faccio vedere, un unboxing, come vedete, questo è il loro logo, questo è il tappo, questa è la confezione con un tappo in plastica che va chiaramente rimosso, va posato questo tappo in legno molto elegante, e qua sono indicate, questo è un patchouli e vaniglia, io ce l'ho in auto e una pompetta che mi hanno regalato perché ogni tanto in viaggio vedo rinfrescare l'abitacolo, questo è ambientale, viene fornito chiaramente questo prodotto con i suoi bastoncini in rattan in questa elegante confezione, vedete, con un'apertura linguetta apribile, abbiamo anche una descrizione, tutte le fragranze per ambiente, tutte le referenze per ambiente e fragranze d'Italia sono a base di oli essenziali 100% naturali e alcol proveniente dall'agricoltura biologica. Questo è quello che è ripreso dalla confezione, quindi potete trovare i bastoncini in rattan da inserire chiaramente all'interno del bicchiere. Non sto a aprirli, ma se volete ve li apro. Se facciamo un unboxing nel basso, questi sono i bastoncini che trovate. Sono 3, 6, 7 bastoncini che trovate all'interno della confezione. Bene, ma oltretutto è anche prodotti per il corpo e per la persona. Perché oggi Fragranze d'Italia si unisce alle nostre passioni? Perché ha un dopo barba, questa base alcolica, c'è anche a base non alcolica, questa base di tobacco e spezie, questa è la linea per uomo, vedete questi flaconi che ricordano molto quelli di alcuni operatori del settore, vediamo anche il Victorian, questo ricordando Marco Traverso e Donato Ciniello, i colori sono quelli da vecchia barberia, vecchia farmacia, ecco qua abbiamo una descrizione, se volete ve lo lascio, se vi interessa approfondire, se vi interessa chiaramente acquistarlo rivolgetevi direttamente a loro dicendo che vi ho mandati io, come si dice, andiamo a provare scuotendo questo prodotto a base alcolica, perché io amo le basi alcoliche per la loro capacità cauterizzatrice, vedete? Beh, è un'ondata, è una ola. Voi avete in questo prodotto un rapporto che con un dopo barba vi riporta nelle zone in cui loro operano, in cui sono nati, di cui sono originali, la forte radicalità, spezie, tobacco, ecco, quindi un prodotto che io mi sento di suggerire. È chiaramente una questione di gusto, il tobacco è un prodotto piuttosto invernale, ma è un prodotto che secondo me in questa stagione può ancora andare bene fino ai primi caldi, poi ci vanno prodotti più agrumati con altre basi un pochino meno calde. In ogni caso
quello che rimane è una presenza alcolica piuttosto importante, non brucia assolutamente, quindi devo dire, forse perché il cavim non ha fatto una rasatura così fonda, quindi la pelle non è così irritata, che è un bene. In questo momento va a concludere lasciando la pelle molto pulita. Vedremo com'è la frenatura della pelle, perché è bello quando vi siete passati dopo barba a sentire la pelle frenata, non fiappa, e vi farò sapere. Molto bene, io con questo vi saluto, vi ringrazio, mi sciacquo la mano profumata perché dovendo andare a mangiare un panino con Micro, con mio figlio, adesso in quel di Rosignano, non voglio avere il profumo peraltro eccezionale vicino a un panino perché è l'ora del pranzo, ma ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, un caro saluto a tutti voi da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!